Ludica è una manifestazione nata nel 2016 quando noi come Associazione Giocatori in Scatola di Vittorio Veneto abbiamo scelto di cercare di divulgare in qualche modo quello che è il gioco da tavolo chiamato moderno, quindi non quelli di una volta che conosciamo tutti, ma nuovi giochi. Ne vengono pubblicati 3.000 l'anno di nuovi e superano molti di quei difetti dei giochi che conosciamo tutti, come la lunghezza esagerata o l'eliminazione del giocatore che viene eliminato dopo mezz'ora e quindi rimane fuori. Sono giochi molto divertenti, anche più brevi, molto piacevoli e a misura dell'utente. Ecco. Non sono conosciuti, quindi abbiamo creato questo evento, che è la sua quinta edizione dopo 2 anni di stop, per arrivare anche a chi non ci conosce. Ecco. Quindi è una realtà nuova. L'evento è gratuito, assolutamente gratuito, e quest'anno siamo arrivati a 80 volontari che passano 12 ore a spiegare giochi da tavolo a chi li vuole scegliere. Abbiamo una ludoteca di 300-400 giochi e chi non c'è può venire un altro anno dove troverà di sicuro una buona accoglienza. I volontari sono in buona parte della nostra associazione e ci troviamo 2 volte a settimana. Tengo a dire che siamo tutti adulti, perché il gioco da tavolo non è vero che è una cosa per bambini, non solo. Il grosso dell'ossatura siamo noi, siamo una 30-40 di noi, poi abbiamo associazioni da Montebelluna, da Treviso e da altre realtà ludiche dei dintorni che ci supportano raggiungendo questa cifra. L'area è stata animata dalla quinta edizione di Ludica. Per noi dell'associazione del 1° maggio è un vanto, perché finalmente si dà a quest'area, che ha iniziato la sua attività nel 2003 l'associazione, e siamo su quest'area dall'87, ha dato una giornata significativa con gente, partecipazione, animati dal gioco e da nient'altro che passare una giornata in compagnia, lontani dai telefonini, lontani dalla TV, lontani anche da casa, il che non fa mai male qualche volta, insomma, ecco. Il tempo ci ha aiutato, e un grazie anche ai giocatori in scatola che sono l'anima di questo movimento di gioco. È un gioco un po' strano, ma è un gioco che attiva l'intelligenza, la motricità e soprattutto l'interesse di persone che vogliono incontrarsi e star bene. Personalmente ringrazio anche tutti i collaboratori che hanno sostenuto questo massiccio afflusso di persone. Un arrivederci al prossimo anno. Come potete immaginare, dopo 2 anni di Covid c'è una voglia incredibile di tornare a fare eventi simili con tante persone, tante famiglie, tanti giocatori, portarli tutti al tavolo e metterli insieme anche tra gruppi variegati per poter giocare da tavolo, che è la passione che ci unisce tutti quanti. Questo è uno degli eventi più longevi e più riusciti, Ludica, qui a Cappella Maggiore, a cui ho la fortuna con il mio compare Alessandro di partecipare da un paio di edizioni. E oggi tra l'altro è una giornata bellissima, come potete vedere la cornice qui è spettacolare. C'è una marea di gente che è venuta qui oggi per, secondo me, anche approcciarsi al mondo dei giochi da tavolo dopo averne sentito parlare tanto. Ho avuto al tavolo un sacco di famiglie che alla fine ci hanno chiesto di quali siano i giochi più adatti a loro per poter entrare in questo mondo meraviglioso. Ovviamente il mondo del gioco da tavolo è estremamente variegato, però a differenza di quello che era una volta negli anni '80, oggi è possibile avere quello che io chiamo un vestito su misura, quindi un prodotto che fa per ognuno di noi. Se si vuole giocare in coppia, se si vuole giocare con i figli, se si vuole giocare con la famiglia, c'è sicuramente tutto un range di prodotti alternativi a quelli classici come il Monopoly o il Risico con cui noi tutti siamo cresciuti, che sono più moderni, più attenti al consumatore e che consentono a determinati gruppi di persone di stare insieme al tavolo, di condividere ore di gioco assieme e specialmente di tenere assieme le famiglie attorno a un unico focus, che è quello del gioco, e quindi di crescere anche da questo punto di vista, che è il punto di vista ludico, che insomma è la grande passione che unisce tutte le persone che sono qui oggi. Avendo al tavolo un pubblico giovane fatto di 2 ragazzi sui 15 anni, ho spiegato praticamente Super Fantasy Brawl. Si tratta di un gioco competitivo in cui tu hai delle miniature che vengono manovrate dall'uso di carte, e questi ragazzi devono arrivare a 5 punti, uno prima dell'altro, per poter vincere la partita, e devono semplicemente muovere queste miniature, scontrarsi, quindi darsi battaglia attraverso degli attacchi, volando da una parte all'altra, posizionandosi su determinati esagoni dell'arena per riuscire a estromettere l'avversario da zone che servono per andare a punteggio e uccidere le sue miniature prima che l'altro faccia la stessa cosa con noi. È un gioco che al momento ho portato è in inglese, però tra poco probabilmente arriverà anche l'edizione italiana, speriamo. E è un gioco molto amato che è fuori mercato da un paio d'anni e che sto cercando di portare a tutti gli eventi ludici come questo per farlo conoscere alle persone,
Al momento è riservato a un pubblico di giocatori molto, si chiamano hardcore gamer nel gergo, quindi di giocatori che solitamente già hanno buona dimestichezza con certe meccaniche, ma nel tempo potrebbe diventare un classico anche per le famiglie, speriamo. Io ho pubblicato giochi già dal 2003, ne ho pubblicati una dozzina con vari editori internazionali, forse i più famosi sono Ermagor, Pioneer e altri. E sono qui in questa bellissima manifestazione per provare dei nuovi prototipi che speriamo verranno pubblicati, ed è un'ottima occasione per me per provare, testare, vedere la reazione del pubblico. E ho due semplici giochi per famiglie, uno dove si cercano dei tesori e uno dove invece si fa la raccolta differenziata, che è un tema molto attuale ed è molto semplice come gioco, quindi, e sta avendo anche un ottimo feedback. Il posto è splendido, l'organizzazione è fantastica, la giornata meravigliosa, è un momento per ritrovare un sacco di amici storici che non si vedevano da anni dopo il Covid e finalmente sembra che la vita sia tornata a scorrere per tutti. È un avvenimento molto carino, quello sicuro, è bello che viene fatto in una città come può essere Cappella. Di solito io sono abituato a trovare questi eventi nelle grosse città, Torino, Milano, anche perché io arrivo da fuori. E avere un avvenimento così effettivamente a due passi, dato che arriviamo entrambi da Vittorio, è una cosa molto bella, che appunto ti permette di conoscere tante realtà a volte che ce l'hai veramente a due passi da casa, che non sapevi neanche magari dell'esistenza di alcuni club, di alcune organizzazioni, eccetera eccetera. È bello che finalmente si possa ritornare anche a fare all'aria aperta dopo gli anni passati col Covid e tutto il resto, dove si doveva stare tappati in casa, eccetera eccetera. È un'edizione fantastica, ci sono giochi, milioni di giochi da tavolo, bellissimo il fatto dei giochi all'aria aperta, per terra. È un luogo fantastico oggi questo, pieno di iniziative, entusiasmante, favoloso.